Un cordiale saluto da Giorgio Pomponi, che insieme a Luca Magitti e Lorenzo Settepanella si accinge a commentarvi questa ultima giornata di andata del campionato di Serie A1. Davvero è una gara fondamentale, una gara importantissima, perché di fronte ci saranno l'Euro di Roseto e il Teramo Basket. Le due squadre hanno già svolto la presentazione, ora c'è la coreografia proposta dalle due curve. In curva nord ci sono i tifosi rosetani, in curva sud hanno trovato posto i tifosi teramani, un migliaio circa, qualcosa in meno forse. È un appuntamento incredibile, di fronte due squadre della provincia di Teramo, di fronte due squadre di una provincia che esprime 290.000 abitanti, per l'unico derby d'Italia, ed è quindi con grandissima emozione, con grandissima partecipazione che ci accingiamo a questa nostra telecronaca. Le due squadre sono state richiamate dalle rispettive panchine per gli ultimi consigli da parte degli allenatori. Gli allenatori sono Luca Dal Monte per l'Euro Roseto e Franco Gramenzi per il Teramo Basket. Gli arbitri della gara sono i signori Grossi di Roma, Loguzzo di Pisa e Seghetti di Livorno. Tutto è pronto, vediamo il quintetto del Roseto in maglia bianca. È già entrato in campo con il numero 9 Lucas Reker, con il 18 Steven Ansel, con il 12 Robert Fulz, sotto canestro il 4 Wesson, il 15 Nolan. Risponde Teramo con la bella numero 11, Carter numero 14, Boni numero 20, Tyron Grant numero 4, Shawneel Scott numero 18. Dunque c'è Tyron Grant, e non come era stato comunicato ufficialmente dalla società del Teramo Basket, assente per infortunio. Tyron Grant è regolarmente in campo, ci sta anche questa pretattica in questo derby. In maglia rossa il Teramo, in maglia bianca Roseto, tutto è pronto quasi per la palla 2. Pala Sport, colmo in ogni ordine di posto. Io credo che ufficialmente bisogna dire che queste sono 4.500 persone. Credo non sia esagerato dire che oggi qui saranno almeno 5.000 gli spettatori che guarderanno questo derby. Tutto è pronto, fin qui il servizio di sicurezza ha funzionato. Speriamo possa passare una serata tranquilla, come tutti quanti coloro sono venuti ad assistere a questo derby. Gramenzi entra in campo per l'ultimo consiglio a Super Mario Boni. Dovrebbe esserci la marcatura Reker su Mario Boni, mentre Ansel dovrebbe andare su Carter, ma questo è soltanto una nostra previsione. Vedremo cosa dirà il campo. Minuto di raccoglimento intanto. È stato ricordato Raffaele Battista, per anni medico sociale del Roseto Basket, figura emblematica della pallacanestro rosetana, figura molto importante. Il dottor Raffaele Battista, che è venuto a mancare agli inizi della settimana che porta al derby. Ora l'arbitro Grossi va a dire al servizio di sicurezza di far scavalcare le transenne ai sostenitori che sono immediatamente dietro al canestro. Palla 2 tra Scott e Nolan, il primo possesso. Sono indecisi anche gli arbitri, il primo possesso è di Roseto. Si incaricherà della rimessa Steven Ansel. Ecco Robert Fulz, prelevato dalla Skipper Bologna, giocato in Eurolega mercoledì l'ultima gara. Nolan, su Nolan c'è Tyron Grant, vediamo anche le marcature. Fulz scarica per Wesson, da 3 ci prova Wesson, tripla per i primi 3 punti della gara. Zelly Wesson li mette a segno, sono i primi 3 punti
cerca di rispondergli Carter, sbaglia, ma il rimbalzo offensivo è Gianni Mario Boni che vuole giocare 1 contro 1 su Ansel, raddoppio di Nolan, passaggio dietro la schiena per Scott. Grande assist di Boni, va a realizzare subito i primi 2 punti per Teramo. Shawneel Scott, grande assist di Boni. Assist dietro la testa senza guardare su Boni c'è Ansel, avevamo avuto questa spifferata, Ansel ha avuto le videocassette di Boni ieri, se l'è visto abbastanza, ora dovrebbe vederlo in campo. E intanto boom boom Roseto da 3, 6-2 con la seconda tripla, questa volta di Lucas Reker. Dopo Weston Reker, la Bella ci prova da 3, sbaglia, rimbalzo lungo, però è preda di Scott. 6-2 Roseto, palla nelle mani di Tyron Grant, da questi a Kit Carter, quindi Nando La Bella, sulla Bella difende Robert Fultz, è già grande derby qui al Pala Salara. Carter, su Carter c'è Reker, i 2 numeri 4, Grant e Weston. Scott va al tiro da 3 punti, corto, rimbalzo di Ansel. Pallone per Reker, si arresta, va al tiro da 7 metri, Reker! Mamma mia subito! Ci scappa subito il mamma mia qui. 2 su 2 Reker, che ha tirato direttamente dall'Ohio, da casa sua. Boni. 3 triple a Roseto, 9-2, Boni nel cuore dell'area rosetana, va a subire fallo da Robert Fultz, è il primo fallo della partita, fischiato al numero 12, ex skipper Bologna. Ci saranno 2 tiri liberi per Mario Boni e subito è iniziato come non ti aspetti un derby contratto, Roseto lo inizia con 3 triple. Ma poi guarda che pubblico, è semplicemente strepitoso, tutta la cornice, la curva teramana piena. Il resto del palazzetto pieno, è veramente bellissimo. Noi ovviamente tifiamo affinché rimanga una festa per tutti. Boni a segno con il primo punto della sua particolarissima partita. Boni è il giocatore che ha portato in Serie 1 tutte e 2 queste squadre, prima Roseto e poi Teramo. 2 su 2, primi 2 punti per Boni, 9 Euro Roseto, 4 Teramo Basket, primi 2 punti per Super Mario Boni. Robert Fultz esce da un blocco e riceve Reker, in ritardo Boni, qua si spende un fallo, poi va al tiro da 3, ancora Reker, 12-4, 9 punti Reker in 2 minuti. Nel calcio esiste Sandrino Massola che segna un gol dopo 9 secondi, 3 triple in 2 minuti, se non è record poco ci manca. No, ma è entrato col pugno alzato, sembrava Che Guevara alla presentazione, credo sia carico come una molla Reker. Fatto un inizio pazzesco tirando anche da 8 metri. Boni prova a rispondere da 3 punti, Mario Boni, tripla per lui, 12-7. Che bello Giorgio, che partita, giù il cappello per questi campioni. Grandissimo inizio dei protagonisti attesi. Ancora Reker, pallone per Weston, fuori per Nolan, da 3 ci prova Nolan, tripla per Nolan, 15-7 e qui la festa. Ma pensa che spot su Rai Sportsat per il basket abruzzese, pensa che spot questo inizio assolutamente strepitoso. Fallo di Ansel ora su Mario Boni, primo fallo per Ansel. Roseto 5 triple, 3 Reker, 1 Weston, 1 Nolan, 5 triple su 5 tentativi in 2 minuti e mezzo di partita. Per me è il record, non lo so. Boni perde palla, la recupera Ansel, l'apertura per Nolan, il recupero di La Bella, poi non riesce a tenere vivo il pallone. Si scusa Ansel per un'apertura troppo frettolosa, ma è già grandissimo spettacolo al Pala Salara, in campo e sugli spalti, è grandissimo derby. 15-7 con 9 punti di Reker, 5 di Boni, i 2 protagonisti attesi, più attesi, non sentono il peso delle responsabilità. Rimessa effettuata da Ansel per Nolan, pallone per Robert Fultz, prova la penetrazione, scarica per Weston, ha capito tutto Scott, recupera Carter, prova ad andare in penetrazione, Carter, il fallo viene dato a Reker, canestro buono, tiro libero aggiuntivo per Kit Carter, il fischio è di Seghetti di Livorno. Credo che Grossi abbia fatto segno che era sfondamento. Grossi aveva segnalato il fallo in attacco, Dal Monte si sta lamentando di questo. L'arbitro è stato di tutt'altro parere. Io credo che il Reker fosse davvero fermissimo, anche perché aveva potuto guadagnare la posizione con grande anticipo rispetto all'entrata di Carter. Dal Monte si è arrabbiato perché Grossi credo abbia fatto segno
Intanto non va a segno il tiro libero aggiuntivo di Carter, 2 punti per lui, 15-9 il punteggio. Nolan va a lavorare contro Grant, Nolan lo attacca, subisce fallo, credo proprio da Grant, primo fallo per il resuscitato dell'ultimo weekend, Tyron Grant, assente contro Varese, assente per grande parte della stagione. Teramo ha saputo sopperire e metabolizzare molto bene all'assenza di Tyron. Palla nelle mani di Fultz, in angolo per Reker, ancora da 3, Reker 18-9, 4 su 4 da 3, con Reker che rotea i pugni all'indirizzo dei propri tifosi. Boni contro Ansel, vuole giocare l'1 contro 1 Boni, prende il tiro forzando, corto il rimbalzo di Nolan, va in palleggio a spingere la transizione. Pallone per Weston, forse era per Ansel, i due non si intendono, ma l'ultimo tocco è di un giocatore di Teramo. Questo è il fischio di Seghetti, forse ha torto ancora una volta Seghetti. Grossi però gli conferma che la rimessa è di Roseto. Per me ha torto ancora una volta Seghetti in questo caso. 18-9, 6-25 al termine del primo quarto. Che inizio di partita, che inizio di partita. È andato a segno con 6 triple Roseto. Reker ancora. Per me Seghetti ha compensato. Ora c'è fallo spesso da Fultz sulla Bella, lanciato in contropiede, già il secondo fallo per Robert Fultz. Ricordiamo che nello spot di playmaker praticamente dovrà gestire Fultz, Bonaccorsi e Ansel, però Ansel è stato schierato da guardia nel quintetto titolare, un po' Giovacchini. Fultz è fallosetto, lo ha scritto anche qualcuno ed è un suo problema, deve conviverci. Tanto Carter da 3, sbaglia, rimbalzo di Weston, apertura per Reker. Poi evita la stoppata di Labella, non il fallo dello stesso Labella. Andrea Ruletta per 2 tiri liberi. Reker è carico come una molla. Adrenalina che scorre a fiumi. Bisognerebbe davvero misurare il grado di adrenalina di Reker. Risulterebbe umido se non bagnato. Ma sai, io credo che lui sia un giocatore capace di esaltarsi davanti a queste platee. Lui che di derby ne ha già giocati ai tempi di Indiana e Iowa. Credo che Teramo sia stata un po' brutalizzata da questo inizio al fulmicotone da parte di Roseto, che ha usato e abusato del tiro da 3 punti. È ovvio che poi col passare del tempo Roseto debba cercare il più possibile di appoggiare più il pallone vicino a canestro, perché non è pensabile che riesca a reggere delle medie di tiro così elevate da 3 punti. Dall'altra parte il grande orgoglio di Boni è una variabile, è una costante. Intanto è entrato Claudio Bonaccorsi a dar fiato a Robert Fultz, che è già aggravato di 2 falli. Sì, c'è subito Bonaccorsi in campo per Robert Fultz. Intanto il pallone di Boni si è incastrato tra ferro e tabellone, quindi per l'alternanza delle rimesse. La rimessa sarà di Teramo appunto, effettuata da Carter, pallone che ora è per Labella, trova un corridoio Labella, non c'è aiuto, va a segno Labella. 19-11 il punteggio, primi 2 punti per Labella, non c'è stato aiuto in questa occasione. Reker sbaglia la prima conclusione da 3 punti, primo errore di Reker. Boni gli ruba palla, Nolan con grandissima scelta di tempo. Weston, assist per Ansel, va a tiro da sotto Ansel, 2 punti per lui, 21-11, nuovamente più 10, massimo vantaggio della gara. Pensate, è il primo canestro da 2 punti di Roseto dopo quasi 5 minuti di partita, Luca. Sì, come ha detto Lorenzo, le due squadre devono, soprattutto Roseto ovviamente, deve assolutamente bilanciare le conclusioni appoggiando anche palle lunghe. Certo, se fai sempre canestro, finché lo fai credo che tu ci debba provare, però è ovvio che nella partita c'è bisogno poi di fare tutto, no? Sia questo che l'altro. Adesso Giovacchini nella staffetta difensiva su Boni dal cambio Ansel. Staffetta difensiva resasi necessaria dal secondo fallo di Ansel, che non se l'è cavata male. No, non se l'è cavata male, soprattutto perché è stato dirottato su un giocatore più alto ma meno veloce di quelli che di solito gli vengono affidati, e Ansel, che ha un ottimo fisico, statura non eccelsa ma piedi non velocissimi, può difendere meglio su un Boni che su un Carter. Adesso però c'è dentro Giovacchini, quindi è presumibile che Giovacchini vada su Carter e che Reker vada su Boni. Adesso vediamo cosa accadrà. 2 su 2 per Mario Boni, ci sono 7 punti. Bonaccorsi a lavorare contro Nando Labella. Esce Giovacchini a ricevere, chiede palla a Nolan, riceve ancora Bonaccorsi, pallone per Weston, non riesce l'alto basso con Nolan, ancora Bonaccorsi, 5 secondi per andare al tiro, passa in mezzo a 2 giocatori Bonaccorsi, serve Nolan, sbaglia Nolan da sotto, rimbalzo di Scott, pallone recuperato da Labella ora,
Boni a lavorare contro Giovacchini, è mismatch questo, l'aiuto pronto di Wesson, canestro buono, tiro libero aggiuntivo, il fallo è di Wesson, si esalta anche Mario Boni, carico né più né meno di Lucas Reker, il canestro di Mario è buono. Cercare posizione sulle tacche è quello che Mario Boni sta facendo sistematicamente tutte le volte che lo marca un giocatore più piccolo, prima Ansel, adesso Giovacchini, e si rende necessario un raddoppio, cosa che Wesson ha fatto in maniera molto corretta. Il problema è che Boni è un giocatore di enorme talento e di grande carattere, quindi è in grado di fare canestri difficili anche come questi. Intanto c'è un fallo tecnico fischiato a Luca Dal Monte, se non vado errato. Ovviamente con tutto questo fracasso non siamo riusciti minimamente a comprendere cosa Luca possa aver detto. Eh sì, tecnico a Dal Monte, resta dunque in lunetta Mario Boni. Teramo rientra nel punteggio molto vicino ora. Boni avrà altri 2 tiri liberi perché il tecnico alla panchina dà diritto a 2 tiri liberi. (21-17) dal 21-11, parziale di 6-0, ora di 7-0. Già 12 punti per Boni, 13 per Reker, più rimessa. Effettuata la bella, 4:38 al termine. Reker su Carter, Giovacchini corre dietro a Boni. Grant si muove bene, va al tiro corto, rimbalzo di Wesson, pallone per Bonaccorsi. 21-18, parziale di 7-0 Teramo, che dal -10 è rientrato a -3. Nolan vuole l'1 contro 1, si muove bene, va a segno, tiro libero aggiuntivo, secondo fallo di Grant. È chiaro che dopo la messa di tiri da 3 punti iniziale ora fa bene Roseto ad appoggiare il pallone su Nolan. Lo hanno detto i 2 allenatori, vince chi riesce a fare più dentro fuori, chi riesce più a bilanciare. Ovviamente il basket in fondo è questo, un corretto bilanciamento fra soluzioni degli esterni e soluzioni dei lunghi. 6 punti per Nolan, 24-18, più 6 ora per l'Euro Roseto. Palla nelle mani di Nando Labella. Carter non riceve, cerca di uscire da un blocco Boni. Giovacchini gli si para di fronte, praticamente è una guerra senza esclusioni di colpi. Il fallo di Nolan ora su Grant. Grant cerca di sciogliersi anche sbracciando all'indietro. Ci saranno 2 tiri liberi per Teramo, il primo fallo per Norman Nolan, 2 tiri liberi per Grant. A segno con il primo Grant, il primo punto della sua partita. Ne ha un secondo a disposizione Grant, 2 su 2, primi 2 punti per Grant. 24-20, più 4 euro Roseto quando restano da giocare 3 minuti e 55. Pallone recuperato dalla difesa del Teramo con Boni che serve Grant. Labella prova ad attaccare la difesa, Bonaccorsi gli chiude la porta di accesso al canestro, quindi Boni dentro per Grant, ha capito tutto Bonaccorsi, va al recupero, la perfeziona Wesson. Assist di Bonaccorsi per Wesson, schiaccia Wesson, a segno 26-20, quinto punto di Zelli Wesson, l'assist di Claudio Bonaccorsi. E si preparano Raiola e Lulli per Teramo, c'è ancora un fischio di Grossi, il fallo è del numero 8, del numero 7, chiedo scusa, Giovacchini, primo fallo per lui. Allora Raiola per Labella e Lulli per Shonil Scott. 2 tiri liberi per Boni. In lunetta Boni che ha 12 punti all'attivo e c'è da dire che Teramo è riuscito per il momento a disinnescare l'arma letale Reker. Ma sì, senz'altro dopo quella sfuriata iniziale Lux è un pochettino calmato. Ci sono da dire 2 cose. Roseto prima ha fatto bene a appoggiare il pallone sotto a Nolan, controllato da Grant in grande imbarazzo contro la stazza di Nolan. Dall'altra parte però c'è l'evidentissimo imbarazzo di Giovacchini nel marcare un giocatore come Boni. Credo che l'uomo giusto per marcare Boni sia Birindelli. Intanto è uscito Boni, 14 punti in meno di 7 minuti, in 6 minuti e mezzo di partita. Al suo posto in campo Gianluca Lulli.
Bonaccorsi, pallone per Giovacchini, Nolan, si gira Nolan, fallo in attacco, hooking dice Seghetti, il più plateale degli arbitri italiani. Protagonista più assoluto che io conosca Seghetti, è una prima donna, ha veramente, non so, ha un protagonismo smisurato. Primo fallo anche per Nolan, che è arrabbiatissimo, torna in panchina, dà un pugno al plexiglass che quasi lo smonta. In campo c'è Albert Miralles. Lulli, su Lulli c'è Reker ora, Miralles a sportellate con Scott. Si muove bene Scott, va a realizzare primi 2 punti per Scott, 26-24, rientra e recupera palla anche. Quarto punto, chiedo scusa, per Scott. Teramo che ora va all'errore con Carter, rimbalzo offensivo di Grant, realizza e c'è il fallo di Miralles, tiro libero aggiuntivo. Alla palla del sorpasso ora Teramo, dopo aver fin qui inseguito anche di 10 lunghezze, e c'è il time out di Luca Dal Monte. Ha impattato Teramo con un parziale di 5-15 Lorenzo, e ora la palla del sorpasso, il tiro libero del sorpasso. Sì, Teramo ha avuto pazienza, è stata brava ad aspettare evidenti errori di Roseto, è riuscita a tornare sotto nel punteggio e sta meritando di essere in partita. Molto vispo a rimbalzo offensivo Tyrone Grant, l'uscita per riposo di Nolan al posto di Miralles toglierà qualche punta a Roseto vicino al canestro. È importante che Roseto ritrovi i tiri di Reker, che da diversi minuti è a secco. Dall'altra parte comunque anche Boni a prendere fiato, e le squadre dovranno cercare di trovare punti di riferimento offensivi diversi, in quanto i due fari sono tutti e due acquietati per il momento. Grazie Lorenzo, ci sarà Tyrone Grant in lunetta con l'aggiuntivo dopo il time out chiamato da Luca Dal Monte. 26 pari, 2 minuti e 39 al termine del primo quarto. Direi che fin qui si può tranquillamente affermare che a vantaggio dello spettacolo c'è, credo, un po' l'incavolatura degli allenatori che hanno le rispettive difese in vacanza, perché 26 pari con 2 minuti e 39 ancora da giocare. 120 punti farebbero le squadre. Sì, una proiezione di 120 punti. Primo sorpasso della partita per Teramo, che va al sorpasso con il quinto punto di Grant, 27-26, parziale di 5-16 negli ultimi 3 minuti di partita. 2 minuti e mezzo al termine del primo quarto. Fallo di Raiola, ora il primo fallo per Stefano Raiola. C'è rimessa in zona di attacco, ora esaurisce il bonus il Teramo, lo ha già fatto da tempo Roseto. Weston ha ricevuto da Giovacchini, pallone per Reker, tira ancora da casa sua Reker, va ancora a segno Reker. Nuovo sorpasso con la quinta tripla di Reker, 5 su 6 da 3, 16 punti per Reker. Grandissimo primo quarto, più 2 per Teramo, per Roseto, 29-27, stoppata di Miralles su Raiola, rimbalzo offensivo di Grant, ancora a segno Grant, che evidentemente sta benissimo con la schiena perché riesce a saltare. È già il terzo rimbalzo offensivo consecutivo che gli vediamo prendere. Parità a 2 minuti dalla fine del primo quarto. Bonaccorsi, Giovacchini in angolo, Reker ci prova ancora da 3, 32-29, 32-29. Mamma mia Reker, io davvero non ho mai visto niente di simile. Sono 19 per Reker, 6 su 7 da 3, 6 triple in un quarto, io non so quante altre volte è successo. Raiola, Carter penetra, appoggia al canestro, sbaglia, rimbalzo di Weston, poi fallo del numero 10 Lonchar. Si preparano Boni e Scott a tornare in campo, ma che partita, davvero straordinaria. Va Bonaccorsi a chiedere delle informazioni a Luca Dal Monte. Ci sono i suoi suoceri, sono i genitori di Megan, la signora Reker. Non so se forse questa prova si spiega per questo, ma insomma, che prova finora. Eh sì, 6 triple in un quarto, ma che non è finito ancora. Weston in lunetta a 1 minuto e 28 dal suono della prima sirena. 32 Euro Roseto, 29 Teramo Basket. Giorgio, lui non è riuscito a battere il record di Oscar dei 12 tiri da 3 punti messi a segno in 40 minuti. Non c'è riuscito nel corso della trasferta di Bologna, magari ci sta facendo un pensierino stasera. Eh sì, vediamo che ancora gli arbitri vogliono che i tifosi passino di là
dalle transenne. Ora va Martinelli, il general manager del Roseto Basket, Michele Martinelli, a convincere i tifosi a passare di là dalle transenne. Ci sono anche le forze dell'ordine lì vicino, ma ecco, ora va un carabiniere lì. Bisogna andare di là dalle transenne. Non è il caso nemmeno di far passare troppo tempo, perché è una partita che si gioca alle 20:30 questa. Weston è pronto per i 2 tiri. Spero che gli spalti non diventino protagonisti in negativo, veramente non ce n'è bisogno. La partita è eccezionale finora, spero non la rovini nessuno, davvero. Weston va a segno con il primo, 6 punti fin qui per lui. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Grant. 33-29, 6 punti Weston, 19 di Reker che è il miglior realizzatore della partita, 14 di Boni, ispiratissimi le 2 bocche da fuoco. Boni per Lulli, chiede palla ma non riceve Scott, riceve invece Grant, molto lontano da canestro, ancora per Lulli, ci prova da 3, Lulli corto, poi il pallone termina fuori. Rimessa affidata all'Euro Roseto, si asciuga il parquet ora. Nella zona vicino alla panchina di Luca Dal Monte, ricordiamo il coach del Teramo Basket Franco Gramenzi, protagonista della doppia promozione dalla B1 alla Lega 2, dalla Lega 2 alla 1, 2 su 2 a Teramo per lui, terza promozione conquistata a Teramo a grandi livelli, ma nella carriera Franco, che è a mio modesto avviso uno dei più bravi allenatori d'Italia. Sicuramente sul podio tra i 3 migliori allenatori a mio modo di vedere, ribadisco. Dicevamo, sicuramente Franco ha nel suo palmarès tantissime promozioni ottenute dappertutto, a Capo d'Orlando, a Scafati, a Campli. Va per le lunghe l'operazione di pulitura del parquet nel punto dove è caduta una bottiglietta. Purtroppo si perde del tempo, che soprattutto per chi dopo è costretto a volare, a fare davvero i miracoli per mandare in tempo utile i giornali in macchina, diventa complicato. Gioco che riprende, Bonaccorsi, ultimo minuto del primo quarto, più 4, l'Euro Roseto conduce 33-29, esce da un blocco, riceve Giovacchini, brucia sul primo passo Boni, scarica per Bonaccorsi, finta il tiro da 3, poi lo prende più complicato Bonaccorsi, ma segna una tripla clamorosa tripla di Bonaccorsi, che aveva il tiro facile, non lo ha preso il tiro più difficile, proprio come piace a lui. Boni penetra, scarica per Raiola, da 3 ci prova Raiola, lungo, rimbalzo di Miralles, finisce a terra, fallo di Lulli in attacco, ci saranno 2 tiri liberi per Albert Miralles. Io provo a contare, se Lorenzo vuole un attimo commentare queste fasi di gioco, con Roseto ripresa, brava a ripartire, intanto io conto le triple di Roseto in questo primo quarto. Ma si aggiunge a proposito perché c'è il time out chiesto da Franco Gramenzi, che non sarà contento di questo 36 punti presi fin qui. No, sicuramente le difese allegre sono il tema tattico più rilevante di questo primo quarto. Quasi 40 punti segnati da Roseto nel corso del primo quarto, che parametrati su 4 quarti fanno una cifra impressionante. 9 triple di Roseto messe a segno su 10 tentativi, quindi sono 6 di Reker se non sbaglio, 6 su 7 di Reker. Credo che Roseto stia approfittando di questa enorme precisione dal tiro da 3 punti. Ovvio che non è credibile che questa media così alta possa essere mantenuta fino alla fine. Teramo soffre questa enorme precisione. È ovvio che Franco Gramenzi voglia incrementare la pressione difensiva della sua squadra sul perimetro a costo di concedere qualcosa sotto, però lui deve cercare assolutamente di far scendere le percentuali di Roseto. Intanto c'è una disputa, spero e credo amichevole, di stampo calcistico tra il mister Tonino Luzzi e Mino Bizzarri della Rosetana. I due chiacchierano ma si abbracciano, quindi credo che sia una disputa un derby calcistico.
Miralles a segno con il primo personale, 37-29, 37 punti segnati da Roseto in un quarto, 38 ora, 2 su 2 per Miralles. Giorgio, 10-2 per Roseto negli ultimi 2 minuti. 10-2 di parziale, Roseto negli ultimi 2 minuti. Pallone da Raiola a Boni. Boni fa saltare Giovacchini, va al tiro, lo sbaglia, rimbalzo di Miralles, poi riesce a servire Giovacchini. Boni va a vuoto per poco sull'anticipo. Giovacchini, pallone per Bonaccorsi, vuole un tiro Roseto, gli applausi del pubblico. Bonaccorsi congela il pallone. Reker, 5 secondi per andare al tiro. Reker in penetrazione, Giovacchini, l'ultimo tiro è di Giovacchini, lo sbaglia, poi rimbalzo di Grant. Termina il primo quarto sul punteggio di 38-29 con il 10-2 di parziale finale di Roseto, che dal 29 pari è passata al 38-29, quindi 9-2 di parziale, e chiude a più 9 la formazione di Luca Dal Monte in questo primo quarto. Luca, sei pronto con i tabellini? Per il Roseto 6 punti di Wesson, 3 di Bonaccorsi, 19 di Reker, 2 di Miralles, 6 di Nolan, 2 di Ansel. Per il Teramo 7 punti di Grant, 2 di Labella, 2 di Carter, 4 di Scott e 14 di Mario Boni. È un grandissimo primo quarto, uno spot per la pallacanestro dal 29 pari. Teramo non ha più segnato per 2 lunghi minuti. In quei 2 minuti ha preso 2 bombe da Reker e Bonaccorsi e 3 tiri liberi, 2 da Miralles e 1 da Wesson. Questo primo quarto può essere una premessa, ma si sa che forse sono 4 quarti, Lorenzo, che possono fare storia a sé, perché è indubbio che non credo Roseto possa segnare 38 punti a quarto, perché sarebbe quasi 160 punti al termine della partita, ed è chiaro che con queste percentuali le due squadre non possono andare avanti. Lo si spera, perché sarebbe uno spot clamoroso per la pallacanestro, ma cosa può succedere adesso e cosa avranno detto i due tecnici? Sai, anche perché tenere questi ritmi così vertiginosi credo che non sia credibile anche dal punto di vista atletico e della fatica. Sicuramente Gramenzi non è convinto e non è contento della sua difesa sul perimetro. Il suo obiettivo è abbassare le percentuali dei tiratori di Roseto. Roseto che fa esordire adesso il suo nuovo americano Dwayne Jefferson, che abbiamo visto allenarsi nel pomeriggio di venerdì. È un contropiedista, più un penetratore che un tiratore, un giocatore di grandissima velocità e con grandi doti di salto. Roseto diventa una squadra da corsa. Reker sbaglia forse l'unico tiro difficile della sua partita. Una partita bellissima, tutta da giocare tra due squadre che si stanno dando battaglia onorando questo impegno. Ora c'è l'infrazione di passi di Sean Hill Scott, subito Jefferson in campo in questo avvio di secondo quarto. Vediamo che tipo di giocatore è, sicuramente un giocatore rapidissimo. Bonaccorsi a portare avanti palla, Jefferson subito al tiro da 3, Jefferson, il pallone lo beffa, il rimbalzo di Sean Hill Scott, palla per Labella che è tornato in campo al posto di Raiola, chiede palla a Grant tagliando fuori Wesson, ma Wesson è reattivo, salta 3 volte in fila e riesce a rubar palla a Grant. Reker ancora da 3, lungo questa volta, 2 errori in fila di Reker, evidentemente il primo time out lungo lo ha raffreddato. Labella prova la penetrazione, cerca l'assist per Grant. Grant protegge bene il pallone, va a realizzare 38-31, torna a far punti Teramo dopo 3 minuti. Per Grant il 9° punto personale. Wesson ci prova da 3 punti da posizione frontale, corto, sta continuando a tirare troppo da 3 punti l'Euro Roseto. 0 su 4 in questo avvio di quarto. Labella fa tutto troppo di fretta, sbaglia, e poi c'è Jefferson, si presenta così: salve, sono Dwayne Jefferson, molto lieto. Ha fatto un salto come un fringuellino, io l'ho ribattezzato fringuellino perché è un peso mini mosca, però mamma mia come salta. Riprende il gioco, Labella a portare avanti palla. Labella ancora, Boni da 3, liberissimo, Reker è rimasto su un blocco ma sbaglia Super Mario, poi al rimbalzo
Wesson e Miralles escono vincitori. Miralles poi cerca di consegnare il pallone nelle mani di Bonaccorsi, il quale riesce a superare la metà campo negli 8 secondi. È sempre gran derby, pur con qualche errore di più con il quale è iniziato questo secondo quarto. È sempre un grandissimo derby, come ci si aspettava. Fallo ora nell'aiuto di Lončar. Primo fallo per Lončar, secondo fallo per Lončar. È chiaro che Reker deve capire che può dare qualcos'altro oltre al tiro da 3 punti, per esempio può caricare di falli sugli aiuti lunghi. Deve cercare di sfruttare meglio il suo primo passo, che non è male. È ovvio che lui dice: sto tirando con queste percentuali da fuori, voglio continuare, però non deve assolutamente accontentarsi. Reker ancora contro Boni, rischia di perdere palla, finisce per perderla, la recupera la Bella. Carter va al tiro da 3, Carter lo sbaglia ancora. Teramo a 1 su 10 da 3. Ci prova ancora Carter, ancora da 3, sbaglia ancora, poi Bonaccorsi, il fallo è di Boni e si carica questa volta Bonaccorsi. Fallo di Boni. È un bel duello tra amici anche. Ma si sono guardati, lì non ti conosco, lì credo che si vogliano polverizzare l'un l'altro. E questo è il bello del derby comunque. Ci mancherebbe, finché rimane in campo questa cosa. Ansel in possesso di palla, ha dato il cambio a Reker che va in panchina a rilassarsi un poco. Jefferson, la penetrazione, cerca lo scarico per Miralles. Miralles cerca un miracolo, tiene in campo il pallone, ma lo consegna a Lončar. Da questi alla Bella, in angolo per Carter. Va in penetrazione, Carter chiude bene la difesa di Roseto. Poi Boni da 3, ci prova, sbaglia ancora. Ancora Boni riesce a tornare per un attimo in possesso di palla, ma la recupera Ansel. Poi Bonaccorsi subisce fallo forse, lui dice così ma non per gli arbitri. Pallone per Miralles che lo recupera. 12 secondi. Credo che la Bella abbia spinto Claudio, che ha fatto una finta. Pazienza, gli arbitri hanno visto diversamente. Buone giocature tra Bonaccorsi e Nolan. Il fallo è ancora di Lončar forse. Giorgio, Bonaccorsi sta facendo una partita di esemplare maturità. Esemplare per maturità, per calma e per intelligenza cestistica. Davvero, davvero bravo. Complimenti davvero a Claudio Bonaccorsi, il più anziano in campo dopo Mario Boni. Esce Scott ora e torna in campo Tyron Grant. 3 minuti senza segnare da una parte e dall'altra. In lunetta Nolan con 2 tiri liberi. Deve uscire Scott, ora va verso la panchina. In lunetta Nolan, 40-31, con Teramo che negli ultimi 6 minuti ha segnato un solo canestro con Grant, mentre Roseto ne ha segnati fin qui 13. 14 ora con il primo di Nolan, 7° punto per lui. Uno su 2, rimbalzo di Grant. 41-31, ancora massimo vantaggio della gara per l'Euro, più 10 sul 41-31 appunto. Lončar, la Bella, Boni, fallo di Ansel, del terzo fallo di Steven Ansel, abboccato alla finta di Mario Boni. Ansel, non a caso credo che Boni sia il giocatore in assoluto in Serie A che conquista più falli, giocatori che pur non essendo rapidissimo ha delle grandissime finte. Bravo Super Mario a non scegliere la tripla e a tirare Ansel nella sua trappola. Terzo fallo per l'inglese. Lončar imbeccato benissimo da Boni ma sbaglia. Poi ancora la transizione di Roseto, questa volta lay-up sull'assist di Nolan. Dwayne Jefferson va a realizzare il 4° punto personale. È una scheggia da andare in contropiede Jefferson. Massimo vantaggio della gara Roseto, più 12. Che stoppata Miralles, ma è irregolare su Carter. Fallo di Miralles su Carter, era stato praticamente un alley-oop stoppato al volo da Miralles in maniera fallosa, però non ci sono 2 tiri liberi, così ha segnalato Seghetti. Entra Gomez, uno degli ex in campo, lo spagnolo Alejandro Gomez. Carter si arrabbia perché credeva si tirasse, così come la Bella. Boni
va al tiro da 3, fallo di Hansel, quarto fallo di Hansel, 3 tiri liberi per Boni. Mario è stato un grande, praticamente ha lasciato la mano, ha tirato con una mano sola, veramente tu mi dirai, buon amico direbbe Hector Studio, però sacrosanta esperienza, giù il cappello, quarto fallo per Hansel, anche questa è partita perché poi questi falli si sentiranno alla fine. Boni che praticamente non segnava dal sesto minuto. Tre tiri liberi per Boni. A segno con il primo, 15 punti per Boni. Va a segno anche il secondo, c'è un terzo tiro libero per Boni. Boni che ha fin qui 11 su 11 dalla lunetta. 2 su 3, rimbalzo di Miralles. 16 punti per Boni, 43 a 33, più 10 per l'Euro. Giovacchini, possesso di palla. Bonaccorsi, Giovacchini, grande saggezza tattica per Bonaccorsi. Ora c'è il fallo di Lulli, è il secondo fallo di Lulli, fischiano molto gli arbitri. Chiedo scusa, fallo di Gomez, numero 15 Gomez, Lulli non è in campo. Gli somiglia perché hanno probabilmente lo stesso barbiere. Che è diverso dal mio però. Certo, ovviamente, per ovvie ragioni. Bonaccorsi da 2, va al tiro, sbaglia! Miralles! Dove osano e volano le aquile. Albert Miralles queste cose le fa, spesso e volentieri. Lui vola per Miralles, quarto punto, primi 2 dal campo, più 12 nuovamente per l'Euro. Si prepara Raiola, Carter per Boni, su Boni c'è Giovacchini, Grant, su Grant c'è Miralles, Gomez può andare a tiro da 3, Gomez lo sbaglia, a rimbalzo Giovacchini si tuffa, l'ultimo tocco è dello stesso Giovacchini, fa andare via la palla Carter, rimessa in zona di attacco per il Teramo Basket. Torna Raiola, esce Carter che non credo sia molto contento di questo cambio, però fin qui onestamente Carter ha dato nulla. Torna Fulz per Bonaccorsi, grandissimi applausi e strameritati per Bonaccorsi. Partita di immenso spessore quella di Claudio Bonaccorsi che va a rifiatare in panchina. Torna Fulz che ha 2 falli, 4 ne ha Hansel. La Bella, Boni, va al tiro da 3 Boni, lo trova questa volta la tripla di Super Mario Boni, 45 a 36, 19 per Boni. 19 per Boni, più 9 Euro. Jefferson va al tiro da 3 dopo aver mandato a vuoto Raiola, lo sbaglia, rimbalzo però è di Giovacchini. Nuovo possesso Roseto, Fulz, Miralles, vuole l'1 contro 1 Miralles. Buono il suo movimento, non altrettanto il tiro, l'ultimo tocco è dello stesso Miralles su Raiola, rimessa per il Teramo. La Bella, da questi a Raiola, Grant ancora, fallo di Miralles, dovrebbe essere il terzo, non è ancora finito il primo tempo, restano da giocare 4 minuti e 7 secondi. Roseto ha una situazione falli scabrosa, torna Wesson in campo ora. Partita estremamente dispendiosa sotto il profilo dei falli quella rosetana, perché sai l'impatto poi lo devi reggere. Boni sta capitalizzando e anche i lunghi stanno capitalizzando. Grant servito da Boni, Grant, il raddoppio di Nolan, il tiro di Grant è sbagliato, al rimbalzo lottano tutti, poi finisce con il pallone Raiola, penetra, scarica per Boni, va al tiro da 3 ancora Boni e ancora tripla di Boni. Ancora una tripla di Mario Boni, 45 a 39, sono 22 per Boni che sblocca
l'astinenza di Teramo da 3 punti. Zona Teramo ora. E Reker è pronto ad entrare in campo. Jefferson. Fulz ci prova da 3 punti da posizione frontale. Tripla di Fulz che è un tiratore. 48-39. C'è posto anche per lui in questo derby. La copertina di questo derby è anche per Fulz. Tutti in copertina fin qui. Boni. Va a palleggio il resto, tiro canestro ancora. Immarcabile Boni. 48-41. Immarcabile Mario Boni. 24 per lui. Più 7 ora. E passi di Wesson. Palla ancora recuperata. Ancora recuperata da Teramo. Raiola si incarica della rimessa. Pallone per la Bella. 2 minuti e 50 al termine del secondo quarto. Più 7 per l'Euro Roseto. Grant va al tiro, Grant e va a segno. 48-43. Rientra ora, palla per poco non recuperata nuovamente da Teramo, che è a meno 5 dopo essere stata a meno 12. Ora il parziale è di 3-10. Fulz in possesso di palla, 2 minuti e mezzo al termine del secondo quarto. Reker che è tornato in campo. Jefferson penetra, scarica per Nolan, liberissimo Nolan, al tiro da 3, sbaglia, a rimbalzo Wesson cerca di contendere il pallone a Gomez, l'ultimo tocco è dello stesso Wesson. Reker lascia il pallone ma lo corregge Loguzzo, correzione di Loguzzo che era però dalla parte opposta. È assurdo che venga corretto da quello del lato opposto, noi non tifiamo per nessuno, stiamo commentando, è assurdo che la correzione venga da quello che sta dall'altra parte. Eh sì, il più lontano dalla palla ha corretto Seghetti. Wesson, pallone per Fulz, 2 minuti e 18, più 5 Euro Roseto, pallone per Fulz ancora, in angolo per Nolan, ancora Fulz, penetra, scarica per Nolan, assegno Nolan da sotto, 50-43. L'assist è stato di Fulz per Nolan, ci sono 9 punti personali, più 7 Roseto. Si prepara Scott a tornare in campo. La Bella chiede palla a Grant, non riceve invece Raiola sul pick and roll di Gomez, serve in angolo La Bella, va al tiro da 3 La Bella, lo sbaglia, poi recupera il pallone Fulz, assist per Reker, schiaccia Reker che è andato in cielo e nuovamente brecca Roseto che dal più 5 risale a più 9. 52-43, 21 per Reker, se non sbaglio i primi 2 nel secondo quarto per Reker, 19 nel primo quarto, ma ancora una volta nel momento di maggior difficoltà Roseto ha trovato 3 assist di Fulz e una tripla per rimettere un po' di distanza tra sé e gli avversari. Sì, ma Giorgio, una piccola considerazione: quanto è importante avere un buon playmaker. Fulz deve aver capito in 2 allenamenti quello che Keys non ha capito in 5 mesi, cioè la necessità di far correre la palla e muoversi con grande velocità. Una squadra che Jefferson, permettendo, non ha grandi soluzioni contro una difesa schierata e quindi ha bisogno assolutamente di correre. Lui è il playmaker giusto per pompare la palla e attivare la transizione. Reker è un giocatore che si esalta in contropiede, lo stesso Jefferson e lo stesso i lunghi di Roseto, che sono più bassi di quelli di Teramo ma più veloci negli spazi brevi, quindi Roseto esaspera la sua configurazione di formazione da corsa e lo sta facendo vedere proprio in questo frangente. Grazie Lorenzo, esaurito il time out chiamato da Franco Gramenzi. Si riprenderà con la rimessa per il Teramo Basket. 52 Euro Roseto, 43 Teramo, parziale fin qui di 14-14 in questo secondo quarto, dove decisamente le percentuali si sono abbassate, ma l'avevamo detto, non poteva finire 160-158 questa gara. Grant, Raiola, Lulli per Carter che è tornato in campo al posto di Boni. Carter va in penetrazione, il semigancio il gancio di Carter per il 52-45 per Kit Carter, il quarto punto della partita. Ora
Carter è l'assente ingiustificato, diciamo. Jefferson, credo che sia box and one Teramo. Jefferson cerca di andare contro la difesa schierata, non ha fortuna nella conclusione. Inizia l'ultimo minuto sul +7 Euro e ora +5 con i primi 2 punti di Raiola. 52-47, assegno Raiola, primi 2 punti per lui, -5 nuovamente per la formazione in difesa. Wesson è il derby d'Italia questo. Fultz ancora da 3, ci prova, ancora assegno Fultz. 55-47, Robert Fultz, 2 su 2 per lui nelle triple. Raiola, 16 secondi al termine, 55-47, ancora Raiola, pallone per Lulli, va al tiro da 3 Lulli, lo sbaglia, a rimbalzo la meglio Nolan, mancano 7 secondi, Nolan supera la metà campo, l'assist cercato per Wesson, l'ultimo tocco di tibia e dello stesso Wesson, 1 secondo 8 decimi al termine della gara, rinuncia al time out Luca Dal Monte, non ha fatto in tempo a rinunciare perché l'arbitro lo aveva già chiamato, cerca di spiegarsi Dal Monte con Seghetti dice ormai time out l'ha chiamato, bisogna farlo. Lorenzo. Sì, ovviamente non credo che gli servirà a molto, soprattutto dovendo difendere con 1 secondo e 8 decimi. Con il pallone in mano magari con 2 secondi poteva provare a Che dire di Fultz? Che dire di Fultz? 2 triple nel momento difficile. No, guarda, Fultz ha avuto un impatto super, non solo per 2 triple nel momento topico contro la zona di Teramo, ma anche per la grande lucidità con la quale è riuscito a cercare le linee di passaggio migliori, attaccando il suo marcatore e anche cercando spesso Nolan. Quindi per essere un debutto è più che un successo per il figlio del grande Cocis, la cui scuola, fortitudo si vede tutta dai fondamentali che questo ragazzo ha. 1 secondo 8 decimi al termine. Gran partita fin qui, 55-47, 17-18 il parziale di questo secondo quarto. Jefferson ha fatto un passaggio in più per il tiro a volo di Fultz, ha fatto un passaggio in più ma era comunque a metà campo Jefferson. Si va a riposo con il Roseto in vantaggio per 55-47, giusto il tempo per il riepilogo dei tabellini con Luca Maggitti. Sì, per l'Euro Roseto sono 6 punti di Wesson, 3 di Bonaccorsi, 21 di Reker, 6 di Fultz, 4 di Miralles, 4 di Jefferson, 9 di Nolan, 2 di Ansel. Per il Teramo 11 punti di Grant, 2 di Raiola, 2 di Labella, 4 di Carter, 4 di Scott, 24 di Boni, 55-47 dopo 20 minuti. Sì, 55-47 per l'Euro Roseto, il derby è giunto a metà gara, si va a riposo, ci rivedremo dopo l'intervallo. Con le immagini nuovamente al Pala Salara per i secondi 20 minuti di questo derby appassionante che vede dopo 20 minuti l'Euro Roseto avanti sul Teramo Basket con il punteggio di 55-47. Un Super Mario Boni dopo 20 minuti, 24 punti, 26 di valutazioni, 2 su 5 da 2, 3 su 5 da 3, 11 su 12 dalla lunetta e 7 falli subiti. Dall'altra parte un grandissimo Reker, 21 punti, 19 nel primo quarto, 1 su 1 da 2, 6 su 9 da 3, 1 su 2 dalla lunetta. Buonissima anche la prestazione di Fultz, soprattutto da una parte, mentre non ha demeritato Tyron Grant che non doveva neanche giocare, 11 punti e 6 rimbalzi fin qui. Miglior rimbalzista di Roseto invece è Miralles con 6 rimbalzi conquistati. Il quintetto di Roseto in questo terzo quarto vede Fultz, Jefferson, Reker, Wesson e Nolan in campo. Risponde Teramo con Raiola, Carter, Boni, Grant, Scott. Ricordiamo anche gli arbitri: Grossi di Roma, Loguzzo di Pisa e Seghetti di Livorno. Sì, possiamo dare uno sguardo alle cifre. Emergono le 14 palle perse di Roseto e questo è un male antico che Roseto ancora non riesce a curare, e poi un'altra
cifra, nonostante l'11 su 18 da 3 punti di Roseto, percentuale eccezionale, e il 3 su 16 da 3 punti di Teramo, percentuale bassissima. Teramo è appena a 8 lunghezze di ritardo e questa non è una buona notizia per Roseto. Scott, nemmeno quella dei falli una buona notizia, perché Roseto ha Ansel con 4 falli e Miralles con 3. Ora pessa la linea di fondo Carter sull'attacco contro la difesa schierata di Roseto, recupera palla dunque l'Euro, si incarica della rimessa Robert Fultz, scambia con Reker e porta avanti palla. Fultz è arrivato giovedì a Roseto, Jefferson addirittura venerdì. Reker, pallone per Wesson, fuori per Nolan. Fultz ancora, 2 su 2 da 3 per Fultz, penetra, scarica per Wesson, pallone per Jefferson, il suo primo passo, poi l'avvitamento in traffico, più 10 Roseto, 57-47, 6 punti per Jefferson. Anche lui comunque ha avuto un buon impatto sulla gara, non è un tiratore ma è velocissimo. Grant va a tirare in traffico, sbaglia ma recupera il pallone, cerca di servire un assist per Scott, recupera la posizione Fultz. Buona partita Fultz, Luca. Ottima partita, si è accorto, ha tagliato. Grant evidentemente soffre all'Ilo Psoas, adesso è stato proprio, si è visto che ha fatto fatica a saltare per la seconda volta, però voglio dire, se ne ha saltate tante e sta male, è da elogiare il comportamento del newyorkese che in questa gara ha sentito il richiamo del dovere. Continua a cadere della carta in campo. Ora è pronto Grant per la rimessa, gli hanno fatto mettere la maglia dentro la canotta. Boni ci prova ancora, sbaglia il tiro, ma c'è il fallo di Jefferson. Credo ci saranno 2 tiri liberi per Boni, perché era a cavallo sulla linea. E finché abboccano così, Mario credo che possa giocare fino a 45 anni. Li attira come una mantide religiosa e poi li sacrifica sull'altare del tiro libero. Boni va ancora in lunetta, fin qui a 11 su 12 dalla lunetta e segna più del 50% dei punti di Teramo. A segno 25 per Boni, 57-48. Sbaglia il secondo, 1 su 2. 57-48, Fultz, schema corner per Fultz, chiede palla a Jefferson, riceve, ancora Fultz, Reker, Fultz, Wesson, chiede palla a Nolan dentro l'area, passi di Nolan, giusto, giustissimo il fischio di Loguzzo. Gli è mancato l'appoggio dietro, è stato molto bravo nell'occasione Scott a fare un passo indietro con Nolan che voleva invece il contatto, ha perso praticamente l'equilibrio da fatto infrazione di passi. Boni protegge il pallone, la pressione di Jefferson e Nolan portano al recupero, ma poi Nolan dà un calcio al pallone, quindi infrazione di piede. Ha zerato anche il cronometro dei 24, resettato, quindi 24 secondi per Teramo. Raiola che ha ricevuto da Carter, su Raiola c'è Fultz. La penetrazione di Raiola apre in 2 la difesa teramana e va a segno, quarto punto per Raiola, 57-50. E ora subito fallo per l'ex giocatore della Pompea Napoli, tornato quest'anno a Teramo. Rimessa in zona difensiva per Roseto effettuata da Nolan all'indirizzo di Fultz. Reker, Fultz ancora, Jefferson, Nolan vuole l'1 contro 1, scarica per Wesson, Wesson prende il tiro da 3 punti, lo sbaglia, rimbalzo, Nolan spinge, fallo di Nolan che spinge a rimbalzo. Per Nolan è il terzo fallo anche per Nolan dopo i 3 falli di Miralles, situazione davvero difficilissima per Luca Dal Monte. E in attacco c'è Teramo con Raiola, chiede palla a Grant, non riceve Scott, ancora Raiola, sfrutta il blocco, resta invece sul blocco Fultz, penetra e scarica Raiola, Boni ci prova da 3 punti, lungo, a rimbalzo Wesson, prima addomestica il pallone, poi se ne impadronisce Jefferson. A segno Dwayne Jefferson,
59-50, è anche un gran saltatore oltre che un ottimo contropiedista Jefferson. Luca, con tutti i paragoni rispettati di categoria mi ricorda Abdul Fox, quel tipo di giocatorino, non da 3 più da 2 e poi grandi qualità atletiche, no, leggerezza. ed ora fallo di Boni su Jefferson, è il suo secondo fallo. Forse anche un po' un Michael X più basso, forse. Non ha la struttura fisica né di X né di Fox, è una combo guard come dicono in America, cioè un giocatore con il fisico di un playmaker, la mentalità della guardia da playground. A Roseto sperano di aver trovato un giocatore produttivo e sicuramente utile. Questa sera sta dimostrando di essere un acquisto azzeccato. Grande rimbalzo di Wesson intanto dopo l'errore di Reker che ha un po' raffreddato la mano. Wesson va al tiro sotto canestro, c'è il fallo di Scott. Ci saranno 2 tiri liberi per Zelly Wesson, secondo fallo per Shawnee Scott. Il lunetta Wesson. Wesson fin qui a 6 punti all'attivo. Restano 6, 1 su 3 dalla lunetta. Zelly Wesson. Per 1 su 4, ma recupera Reker, assist per Nolan e poi schiaccia Nolan. 61-50, a segno Nolan con l'assist di Reker, per Nolan 11 punti. Doppia cifra anche per lui. Carter chiede palla a Grant, l'anticipo di Wesson non va a buon fine, ancora Grant, si muove bene, assist per Scott, a segno Scott. È un gran giocatore Grant, è un gran giocatore sicuramente. Tyron Grant sa anche passare benissimo la palla. Per Scott 6 punti. Fultz, Nolan va al tiro da 3, Nolan lungo, rimbalzo di Wesson, pallone per Jefferson, da questi a Reker. Vuole l'1 contro 1 Reker, poi consegna palla a Jefferson. Wesson, l'1 contro 1 di Wesson, fallo di Scott, terzo fallo di Shawnee Scott. Fin qui se facesse anche i tiri liberi, però è il più lucido Wesson, mi sembra. Guarda, sta facendo una partita di rara intensità, non è falloso come i suoi colleghi, offre il torace in difesa a Grant, sta giocando con grande acume tattico ed è sempre il più continuo e il più solido del reparto lunghi di Luca Dal Monte. Ora torna a segnare dalla lunetta, più 10 nuovamente, anzi chiedo scusa, sì, più 10, 62-52. Con il settimo punto di Wesson, più 11, 63-52, 8 punti Zelly Wesson. 6 minuti al termine del terzo quarto. Raiola, Boni, su Boni c'è Jefferson ora, molto più piccolo, va a provare l'1 contro 1 Scott, chiede palla a Carter inutilmente, ora riceve Carter, fa saltare Fultz, va al tiro forzando Carter, sbaglia, rimbalzo ancora di Wesson che sta giocando in maniera straordinaria. Reker da 3 ci prova, sbaglia ancora, poi Wesson ancora Luca. Wesson ha cominciato il terzo quarto, sta interpretando il terzo quarto come devo dire spesso gli capita. Lui è uno che magari i primi 2 quarti, non dico sonnecchia, ma no, è in partenza controllata. Adesso ha fatto un avvio di terzo quarto strepitoso. Time out Gramenzi, massimo vantaggio della gara Roseto, più 13, un Wesson in più, un Reker in meno forse, ma credo di poter dire, e magari sarai d'accordo anche tu Lorenzo, mi farebbe piacere, che forse ora Roseto è meno precisa da 3 ma più equilibrata, più vera. Sicuramente, sai, Reker è un giocatore che va a fiammate, capace di segnare 5 bombe in fila e poi capace di essere protagonista di incredibili digiuni per tanti minuti. Wesson invece è un giocatore estremamente continuo, sempre concentrato, capace di dare il suo in ogni momento. Sta difendendo bene e Roseto sta scoprendo un punto di riferimento vicino a canestro in lui, vista anche la partita un pochettino discontinua di Nolan, che sta accusando qualche minuto di discontinuità di troppo, forse anche per i falli prematuri. Dall'altra parte si è un pochettino sopito Boni, sul quale difende Jefferson, giocatore molto più basso ma più veloce. Probabile che Mario soffra questo tipo di giocatore, ma
a Teramo mancano maledettamente i punti di Kit Carter, che di solito ne segna 19 a partita e stasera è abbondantemente sotto media. È andato in panchina Scott, è andato in campo Lulli. Wesson ancora, guardate che recupero di Wesson. Guardate che recupero di Wesson. Nolan, pallone per Fultz. Ancora un recupero di Wesson, una partita straordinaria in questo terzo quarto. Fultz fa la cosa giusta. 67 a 52, 8 punti per Fultz, che sta leggendo la partita davvero alla grande per essere uno che praticamente ha visto i suoi compagni da 48 ore, Luca. Ragazzo, eccolo ancora protagonista, ragazzo di una concentrazione incredibile, davvero gli va dato atto, ragazzo che parla poco ma ci sembra davvero molto molto forte. Andrà in lunetta ora Fultz con 2 tiri liberi, 4,57 più 15 Roseto, 2 tiri liberi per Fultz. A segno con il primo, 9 punti per Fultz, 68 a 52 più 16. Due su 2, 69 a 52 ed è in doppia cifra anche Robert Fultz. Parziale di 12 a 2. Ora va a segno Boni, 69 a 54, primo canestro dal campo di Boni dopo l'intervallo, 27 per Boni, 69 a 54. Reker non riceve Jefferson, riceve ancora Fultz. Su Jefferson c'è Raiola, Fultz ci prova da 8 metri ancora, sbaglia al rimbalzo, Jefferson tocca ma non conquista, poi cerca di rubare palla a Raiola, fallosamente dicono gli arbitri. Fallo per Dwayne Jefferson, secondo fallo per lui. C'è rimessa per il Teramo Basket, se ne incarica Gianluca Lulli, si rivede in campo Creso Lonchar per Teramo, poco utilizzato nei primi 2 quarti. Gramenzi l'ha tenuto in campo solo 5 minuti, lui non ha fatto niente per dare torto al suo allenatore. Boni ancora da 2, va all'errore, rimbalzo ancora di Weston. Reker, servito da Fultz a tutto campo, fa correre il pallone Fultz, ancora il dai e vai e fallo di Lulli, ancora il dai e vai tra Weston e Reker, l'assist di Weston, 2 tiri liberi per Reker. Giorgio, sorprendente come Fultz sia già dentro i giochi e come Fultz riesca già a sviluppare un'intesa così spiccata con i compagni dopo appena 2 allenamenti. Ricordiamo che Fultz è arrivato a Roseto giovedì notte dopo aver giocato la sua ultima gara in Eurolega con la sua Fortitudo contro il Panathinaikos, quindi è ovvio che nel suo sangue scorra pallacanestro ad altissima frequenza, però non ci si doveva aspettare necessariamente un impatto così positivo che invece c'è. Più 17 a 3,55 dal termine del terzo quarto, Euro 71, Teramo 54, Raiola, il fallo è di Reker, secondo fallo per Lucas Reker e poi dà il 5 a Carmelo Loguzzo. Pronto Miralles a tornare sul parquet, esce Nolan, 11 punti per Nolan, gli applausi del pubblico. Nolan sta facendo una partita non eccezionale ma comunque di grande sacrificio. Raiola in lunetta. Quinto punto personale per Stefano Raiola, 71 a 55. (71 a 56), 6 punti per Raiola. Reker chiede palla a Miralles, riceve contro Lulli, Miralles va a fare a sportellate, è più alto di Lulli, poi Weston, Jefferson, va al tiro da 3, Jefferson corto, rimbalzo di Boni, apertura per La Bella. Boni palleggia il resto, tiro da 2, assegno Boni, 29 per Mario Boni, 29 punti. Con Lulli addosso Miralles deve andare sempre 1 millimetro vicino a canestro, c'è un mismatch evidente. Bravo Boni adesso a capitalizzare la buona difesa di Lullone, che ovviamente cerca di spingere fuori il più alto Albert, perché è un mismatch a suo sfavore in difesa.
Partita sempre palpitante, 3:15 al termine del terzo quarto, più 13 per la squadra che difende. Boni batte Jefferson, va al tiro in allontanamento, lo sbaglio, rimbalzo di Miralles, l'apertura è per Fultz che è molto bravo, vedete se c'è contropiede primario bene, altrimenti si attacca alla difesa schierata. Molto intelligente, molto ben introdotto già negli schemi Robert Fultz. Ancora, guardate, penetra e scarica, l'assist per Wesson, terzo fallo di Boni. Bravissimo Fultz, bravissimo Fultz. 2 tiri liberi per Wesson. Ci stava anche l'antisportivo, non ce ne vorrà il nostro amico Marione, che ha praticamente abbrancato il braccio di Zelli. 2 tiri liberi per Wesson. Ricordiamo che è antisportivo quando ci si disinteressa del pallone. A segno con il primo Wesson, 11° punto personale. Due su 2, 73-58, 12 punti Wesson, 5 su 8 dalla lunetta, aveva iniziato con un 1 su 4. La Bella, 2 minuti e 40 al termine del terzo quarto. Lulli, la penetrazione, la stoppata di Miralles, che poi va a dare il 5 alla curva nord. Albert Miralles, è davvero un toreador Albert. Si incarica Raiola della rimessa. Raiola vuole palla la Bella, la riceve, va al tiro da molto lontano la Bella, corto, rimbalzo di Reker che poi lo protegge e lo consegna nelle sapienti mani di Fultz. 7-3 Roseto, 5-8 Teramo, 2-19 a termine del terzo quarto. Jefferson, Wesson, vuole palla Miralles che è più alto di Lulli, vuole sfruttare il mismatch a suo favore. Fultz ancora, va al tiro da 3, ancora la tripla di Fultz. 76-58, è la partita del figlio di Cochise, è la partita del figlio di Cochise. Sono 13 i punti di Fultz. Time out Teramo, massimo vantaggio Roseto, più 18, fin qui l'ombra del partito è Robert Fultz. Guarda, un impatto strepitoso per questo ragazzo che ha saputo innanzitutto infondere tranquillità nelle vene dei suoi compagni, ha dispensato assist, è stato capace di attaccare sia in transizione che in maniera più lenta e poi ha realizzato tirando il giusto e realizzando il più possibile, quindi un impatto meraviglioso. Credo che Roseto abbia davvero trovato, seppur con 5 mesi di ritardo, il suo regista titolare. 76-58 per Teramo è il momento più difficile. Teramo si è aggrappata all'enorme classe, al grandissimo carattere di Mario Boni per 2 quarti e poco più. Adesso l'energia di Mario è sembrata diminuire, ma un campione come lui sa trovare spunti interessanti in qualsiasi momento. Teramo che però ha bisogno dei punti di Carter che finora non ci sono, ha bisogno di maggiore qualità da parte di Grant che ha dato molto nella prima parte e adesso invece latita, e ha bisogno di qualcosa da quelli che spesso sono stati la colonna di questa squadra come Lonchar e Lulli. Ripreso il gioco, Boni finta il tiro, va in penetrazione, il giro, il tentativo di stoppata di Jefferson ha comunque l'effetto di far sbagliare Boni. Reker si arresta, va al tiro da 3, Reker è il suo tiro, il più difficile è quello che lui di solito mette. 79-58, tripla di Reker, più 21 ora per l'Euro Roseto, 26 per Reker. Ed ora fallo in attacco, Reker va a prendere sfondamento e poi va a urlare la propria soddisfazione alla curva. E devo dire che anche Jefferson, che è appena arrivato, sta esaltando il pubblico, sta chiamando il pubblico a raccolta. Esce Raiola, torna in campo Carter. Pallone gestito da Fultz, ma la rimessa va ripetuta. Raiola ha qualcosa da dire a Loguzzo, Raiola è stato avvicendato. È tornato in campo Carter, Reker 26, massimo vantaggio, Roseto è a più 21 ora. Jefferson, Fultz, ancora da 3 Fultz, ci prova, questa volta è corto, il rimbalzo è di Jefferson, che poi esce molto bene fuori dall'area e va a riaprire il gioco per i 24 secondi a disposizione dell'Euro.
1:10, 1:7 ora al termine del terzo quarto. Jefferson penetra, scarica per Miralles, con una mano Miralles a schiacciare. 81-58, più 23 ora per l'Euro Roseto, più 23, massimo vantaggio assoluto della gara per Miralles. Ci sono 6 punti personali. Boni, l'assist di Boni che sta giocando solo è per Lonchar. 81-60, primi 2 punti per Lonchar, ma Boni sta praticamente tenendo solo la baracca. Boni contro tutti. Più 21 euro. Fultz, Reker, Wesson. Vuole l'1 contro 1 Wesson, gli ruba palla di dietro Lonchar, poi perfezione il recupero Lulli. Fallo di Miralles, il quarto fallo di Miralles, 2 tiri liberi per Lulli. Fallo ingenuo di Miralles, tecnico a Miralles ora. Ed è quinto fallo di Miralles. Proprio un'ingenuità colossale, per di più doppia. Davvero una mossa assolutamente evitabile da parte del pivot di Roseto, che rovina così la sua partita più che positiva, perché danneggia la squadra. Roseto ha 3 lunghi, su lui si toglie dalla mischia. Davvero rimangono i 2 mori, con Wesson che sta giocando molto bene, ma Norman Nolan ha 3 falli. Non è detto che non possa servire a Venia in un'eventuale finale come quarto lungo. Allora, 2 tiri per Lulli, poi un tiro per il tecnico e poi rimessa Teramo a 20 secondi dalla fine. La follia di Miralles. Lulli sbaglia il primo intanto. A segno con il secondo Lulli, primo punto per lui, 81-61. Boni in lunetta ora. Uno su uno, Boni 30. E rimessa Teramo, la bella. Può andare anche ad un tiro Teramo. Carter. Boni. Sbaglia Boni da sotto, poi a 5 secondi il rimbalzo di Jefferson. Deve andare al tiro, Jefferson non se ne accorge, finisce ancora il tempo. Qualcuno dovrebbe spiegare a Jefferson che poi a un certo punto la partita finisce, però detto questo, Luca, se sei pronto con i tabellini, intanto il risultato finale di questo terzo quarto: 81 Euro Roseto, 62 Teramo Basket, con Roseto che ha avuto anche 23 punti di vantaggio, ma c'è da dire una cosa, che ora la situazione dei falli è maledettamente complicata per Luca Dal Monte. Sì, la situazione dei falli è decisamente compromessa, soprattutto per quanto riguarda i lunghi, e qui Roseto deve fare mea culpa, in quanto Miralles è stato responsabile, come dicevamo prima, di una doppia ingenuità assolutamente inopportuna, cosa che danneggia la squadra. Roseto ha 3 lunghi veri più un quarto lungo come Avenia, che è pressoché inutilizzato, che si sbatte in allenamento ma che finora non ha ancora assaggiato la gara, e sicuramente potrebbe essere utile, però ecco, Roseto si fida di più dei suoi Mori e di Miralles. Nolan ha 3 falli, il solo Wesson sta facendo una partita di grandissima intensità. In questo terzo quarto Roseto ha spinto ancora di più sull'acceleratore e Teramo ne è uscita finora abbastanza smarrita, aggrappandosi alla grande classe di Boni e onestamente a poco altro, perché Teron Grant ha smesso di dare il suo apporto dopo i primi 2 quarti. Carter continua a essere davvero l'assente ingiustificato di questa partita, e Lonchar e Lulli sono ancora un po' fuori gara, quindi Boni contro Roseto. Tabellini, Luca, quando stiamo per tuffarci nell'ultimo quarto. Per l'Euro 12 Wesson, 3 Bonaccorsi, 26 Reker, 11 Fultz, 6 Miralles, 8 Jefferson, 11 Nolan, 2 Ansel. Per Teramo 11 Grant, 6 Raiola, 2 Lonchar, 2 Labella, 1 Lulli, 4 Carter, 6 Scott, 30 Mario Boni. Rimessa per Giovacchini che è in campo in questo ultimo quarto. Fultz, Giovacchini, Reker, Wesson, Nolan. Fultz ancora, Reker, Wesson, ancora Reker, l'aiuto di Lonchar e poi il recupero. Fultz penetra, scarica per Wesson, il tiro dalla media di Wesson è sbagliato, il rimbalzo è di Lulli, le consegna palla alla Bella. Grant, Carter,
La Bella va al tiro da 3, lo sbaglia, al rimbalzo Wesson riesce in qualche modo poi a far calamborare la palla addosso a un avversario, quindi la rimessa sarà dell'Euro Roseto. 9 minuti e 21, 81 Euro Roseto, 62 Teramo Basket, e Giovacchini a portare avanti palla. 29 di valutazione Zelli Wesson, fallo in attacco ora di Reker, terzo fallo. Pensate, aveva 6 punti e 5 rimbalzi prima all'intervallo Wesson, adesso ha 12 punti, 11 rimbalzi, è salito a 19 Fultz di valutazione con 5 assist smazzati Robert Fultz. Ma c'è partita in campo, 9 minuti e 7 secondi, si resta sull'81-62. La Bella, pallone per Carter, da questi a Lonchar, ancora La Bella, Lulli, Carter, pasticcia Carter, 6 secondi per andare al tiro. La Bella ci prova ancora da 3, La Bella sbaglia, al rimbalzo poi alla meglio Nolan. Fultz supera la metà campo e prende lui la sfera, non si segna da una parte e dall'altra. È passato 1 minuto e mezzo di questo ultimo quarto. Giovacchini, Fultz, guardate ancora, batte Lonchar, cerca l'assist per Wesson, passi di Wesson. Giusto, passi di Wesson che non ha controllato l'assist di Fultz. Giusto il fischio di Loguzzo. Lulli, Carter, va al tiro da 3 Carter, fuori equilibrio, completamente sbagliato, rimbalzo di Reker e poi cerca Fultz per consegnargli il pallone. 8 minuti e 6 secondi, non si segna, ancora 0-0 il risultato di questo ultimo quarto. Roseto lo conduce di 19 punti, 81-62. Fultz, Reker, anzi Nolan riceve e poi va a concludere da sotto. 83-62 per Nolan, il 13° punto personale. Più 21 nuovamente per la formazione di Luca Dal Monte. La Bella, pallone per Carter, Lulli, riceve Lonchar, vuole fare 1 contro 1 con Nolan. Lonchar al tiro in allontanamento di tabella, segno Lonchar, 4° punto per lui. 83-64, 4 punti per Creso Lonchar, 7:20 al termine della gara. Giovacchini si allarga per ricevere ma non riceve Fultz, riceve invece Reker, va al tiro rapido da 3 punti Reker, tripla ancora per lui. 8-6, 6-4 per Reker, sono 29 punti e 8 triple. Ci prova ma sbaglia Lonchar da 3, recupera palla Fultz che fa segno ai compagni che bisogna giocare allo scadere dei 24 secondi. Giovacchini chiede palla a Wesson, non riceve, riceve invece Nolan. Da questi a Fultz, va sulla linea di fondo, va al tiro in allontanamento, Fultz corto sul primo fello, rimbalzo di Carter, apertura per La Bella, 6:45 al termine della gara, 86 euro, 64 Teramo. Adesso Teramo ha una fretta maledetta e Roseto ha una calma olimpica perché ovviamente giocano per l'esatto contrario. Roseto deve far finire il tempo e Teramo invece deve recuperare. Ed è 4° fallo di Nolan. Quarto fallo Nolan, esce Fultz, torna in campo Bonaccorsi per l'Euro. Il lunetta Nando La Bella, 6 minuti e 32, 86 Roseto, 64 Teramo. La Bella in lunetta. Corto il primo personale. È il momento di Avegna per Roseto, 1 su 2, 3 punti per La Bella, 86-65, è il momento di Donato Avegna, coinvolge tutti Luca Dal Monte, anche Avegna per dare qualche minuto a Nolan che ha 4 falli sul groppone. Bonaccorsi, Nolan contro Cart, va all'1 contro 1, sbaglia, c'è il fallo di Cart, di Grant. Quarto fallo anche per Tyron Grant. Ci saranno 2 tiri liberi per Nolan e poi il cambio.
Sbaglia il primo Nolan. Zero su 2, a rimbalzo si contendono la sfera Giovacchini e Lulli. La palla termina fuori, l'ultimo tocco è di Giovacchini. 0 su 2, Nolan resta 13 punti. Il suo bottino personale, 21, il vantaggio di Roseto su Teramo a 6 minuti e 10 secondi. Carter, Boni, esce da un blocco e riceve Mario Boni. Cerca l'assist per Lonchar, recupera poi lo stesso Boni, va al tiro lungo, l'ultimo tocco è di Lonchar, rimessa Roseto. Avegna in campo per Nolan. Ritorna in Serie A, Donato Avegna. Roseto in questo momento ha in campo due giocatori di 38 anni, Avegna e Bonaccorsi, 38 anni non compiuti perché entrambi sono di ottobre, ma l'anno è 66. Giovacchini, Reker, Wesson, vuole l'uno contro uno, Wesson, si muove benissimo Wesson. 88 a 65, 14 per Wesson, grandissimo secondo tempo per lui. Ruba palla con un fallo Bonaccorsi. Il fallo è di Claudio Bonaccorsi ed è il suo primo fallo personale. Scott e Lulli, alza il quintetto probabilmente Gramenzi, ma no, esce Lonchar e vediamo, e uscirà probabilmente Grant, quindi lascia il quintetto immutato. Lorenzo. Ma sì, se Gramenzi mette dentro Lulli per Grant si adegua a Roseto, quindi con un quarto esterno in funzione di secondo lungo per pareggiare la stazza di Roseto, o meglio la rapidità di Roseto. Però adesso il compito che attende Teramo è quasi improbo, perché 23 lunghezze da recuperare in 5 minuti, che nel basket sono tanti, ma 23 lunghezze sono ancora di più. Esce Grant. Ci sono in campo ora Lulli e Scott. Carter carica per la Bella ci prova ancora da 3, mette la tripla la Bella. 88 a 68, torna a meno 20 con questa prima tripla di La Bella. 6 punti per lui. Reker, pallone per Giovacchini, 5 minuti 5 secondi al termine della gara. Giovacchini, Bonaccorsi, passi di Bonaccorsi che non ha avuto, non se l'è sentita di provare subito la tripla, è stato un attimo fatale. E lì conta tanto che lui un mese fa era in B2 a San Giovanni, conta tanto nell'indecisione che poi... sta scherzando con Dal Monte, scherzando tra virgolette, sta incavolandosi. Fallo tecnico ora a Bonaccorsi. È il terzo tecnico della partita contro Roseto, la prima contro Dal Monte, il secondo contro Miralles, questo contro Bonaccorsi. Allora, io non credo, sono convinto che Claudio non abbia detto parolacce all'arbitro. Leggendo il labiale ha detto qualcosa tipo non sono d'accordo sul fischio di prima, e l'arbitro gli ha affibbiato un tecnico. Ovvio che Claudio doveva evitare questa ingenuità che sicuramente danneggia la squadra. La Bella, Boni, il tiro in allontanamento di Boni, l'errore, rimbalzo di Giovacchini che poi fa passare tutti gli avversari, consegna palla nelle mani di Bonaccorsi. 4:35 al termine della gara, 88 a 69 il punteggio per l'Euro. Wesson vuole l'uno contro uno con Scott. La sua manovra di avvicinamento è perfetta, Scott deve fermarlo con un fallo. È sicuramente uno dei giocatori più lucidi in campo, quarto fallo di Scott, così come 4 sono i falli di Grant. Torna Raiola in campo per Teramo, esce Boni. 31 per Boni, va a rifiatare Weston in lunetta. Assegno con il primo per Weston, 15 punti, 9 dopo l'intervallo. Due su 2, 16, 90 a 69, più 21 nuovamente Roseto, 4:20 al termine della gara. Carter
al tiro da 2 Raiola, va a segno, 90-71 per Raiola, ci sono 8 punti personali. Giovacchini, Avegna, Giovacchini, Reker, resta sul blocco Raiola, Reker va al tiro da 3, lo sbaglia, ma quando esce libero Reker non segna mai. La Bella vuole la linea di fondo, l'aiuto di Wesson, il recupero di Avegna. Reker, assist per Avegna, da questi a Wesson, assegno Wesson, assegno Wesson, 18 punti per Wesson, 92 Roseto, 71 Teramo, 18 per Wesson, 12 dopo l'intervallo. Tapin vincente ora di Scott, 92-73 per Scott, 8 punti personali. Giorgio, io non sono un amante delle statistiche, quindi magari potrei essere impreciso, però credo che un divario di 20 lunghezze Teramo non l'abbia subito da nessuna parte. Più 19 per l'Euro, 3 minuti e 20 al termine di un derby comunque palpitante. Bonaccorsi supera la metà campo Claudio Bonaccorsi. Wesson vuole ancora l'1 contro 1, Wesson sta dominando, 94-73, sta dominando Wesson, 20 punti, 14 dopo l'intervallo, più 21, ultimi 3 minuti di gara. Carter gli ruba palla con un fallo Giovacchini. 2 tiri liberi per Kit Carter. A segno con il primo Carter, 94-74. Due su 2, 94-75, 6 punti per Carter. Giovacchini, pressato da Raiola, Giovacchini. Wesson finta il tiro, Bonaccorsi da 3 ci prova, tripla di Bonaccorsi, 97-75, 2 su 2 da 3 per Bonaccorsi, 6° punto personale. Raiola sbaglia il tap-in di Scott, ma il gioco è fermo, il fallo è di Reker, 4° fallo per Luke Reker. Il lunetta Stefano Raiola. Buono il primo, 9° punto per Raiola, 97-76, comunque uno dei pochi ad assistere Boni insieme a Grant, ma solo per i primi 20 minuti. 2 su 2, va in doppia cifra Raiola, 97-77, più 20 a 2 minuti e 20 dal termine della gara. Pronto Gagliardo ad andare in campo per Teramo. Bonaccorsi, Avegna, dentro per Wesson, fuori per Giovacchini, da 3 ci prova Giovacchini, lungo, rimbalzo di Carter, recupera la posizione la difesa dell'Euro. Raiola ci prova da 3 punti, lo sbaglia, rimbalzo lungo e di La Bella, da questi ancora Raiola, pallone per Carter, da 3 Carter, sbaglia ancora. Wesson riesce a tenere il pallone in gioco finendo addosso ai piumoni pubblicitari. Poi Bonaccorsi va a prendere la stoppata di Lulli, rimbalzo Teramo, Raiola in possesso di palla, va in lay-up Raiola, 97-79 per Raiola, 12 punti. Ma il garbage time è già in voga da un sacco di minuti, penso. Pronto Gagliardo ad entrare in campo, probabilmente cosa significa questo? Pensa già alla prossima Gramenzi. Credo, sai, vedere Filippo in campo, che è uno che fa il lungo d'allenamento, credo che sia, fra virgolette, la resa sportiva di Franco Gramenzi. Bonaccorsi, 1 minuto e mezzo, 90 secondi al termine. Teramo è in ritardo di 18 punti. Avegna, pallone in angolo per Giovacchini, finta il tiro, Avegna, si prende il tiro da 3, Donato Avegna, lungo, rimbalzo di Raiola.
Passaggio di Raiola per Scott, palla persa. E lo manda a quel paese, a Scott. Raiola, credo che sia importante adesso giocare anche per la differenza canestri, per Roseto. Bonaccorsi, 97-79. 1 minuto 5 secondi al termine. Wesson gli ruba palla a Raiola, perfezione il recupero a Gagliardo, pallone per Labella. Raiola in angolo, Carter penetra, scarica fuori per Labella, ci prova da 3 Labella, corto, poi il tap-in non va di Carter, recupera palla Avegna e la cede a Bonaccorsi. 40 secondi, Jefferson e Hansel verso la tribuna, ringraziano il pubblico. Bonaccorsi scandisce il ritmo. Bonaccorsi va al tiro da 3, non riesce, l'assist di Wesson, poi ancora Wesson al rimbalzo, sbaglia, poi l'ultimo tocco e sarebbe stato di Wesson, ma recupera Gagliardo. 15 secondi al termine, Carter sbaglia anche il layup che di solito, anzi la layup che di solito va a buon fine. Bonaccorsi, 10 secondi, vuole provare Bonaccorsi fino alla fine a far canestro. Labella commette fallo, andrà in lunetta Bonaccorsi per 2 tiri liberi, 3 secondi al termine. Chissà cosa avrebbe dato per tirare i 2 tiri liberi della staffa, Claudio. (98-79) ora con il 7° punto di Bonaccorsi. 99-79, 8 punti Bonaccorsi più 20 Roseto. Termina con Labella che consegna il pallone nelle mani degli arbitri, vince il derby Roseto con il punteggio di 99-79. Riepilogo rapido. E allora Wesson 20, 8 Bonaccorsi, 29 Reker, 11 Fulz, 6 Miralles, 8 Jefferson, 13 Nolan, 2 Hansel. Teramo Basket 11 Grant, 12 Raiola, 4 Lonchar, 6 Labella, 1 Lulli, 6 Carter, 8 Scott, 31 Mario Boni. Bene, risultato finale qui al Pala Salara. Euro Roseto batte Teramo Basket 99-79. Grazie a Lorenzo Settepanello e Luca Magitti, a tutti gli sportivi abruzzesi il più cordiale a risentirci, e per gli approfondimenti saremo ovviamente a sottocanestro con il nostro speciale derby bis. Vince Roseto 99-79. Per me, per quello che ha fatto vedere in 48 ore a Roseto, l'MVP di questa gara è Robert Fulz. Mi associo perché è stato capace di una prestazione di enorme maturità quando non conosceva quasi niente di questa squadra. Grazie ancora e buon proseguimento di serata. Salutiamo